Cari fratelli e sorelle, ho pensato spesso a come la Chiesa possa rendere più evidente la sua missione di essere testimone della misericordia. È un cammino che inizia con una conversione spirituale e dobbiamo andare questo cammino. Per questo ho deciso di indire un giubileo straordinario che abbia al suo centro la misericordia di Dio. Sarà un anno santo della misericordia. Lo vogliamo vivere alla luce della parola del Signore. Siate misericordiosi come il Padre. E questo specialmente per i confessori. Tanta misericordia. Quest'anno santo inizierà nella prossima solennità dell'Immacolata Concezione e si concluderà il 20 novembre del 2016, domenica di nostro Signore Gesù Cristo, Re dell'universo e volto vivo della misericordia del Padre. Affido l'organizzazione di questo giubileo al Pontificio Consiglio per la promozione della nuova evangelizzazione, perché possa animarlo come una nuova tappa del cammino della Chiesa nella sua missione di portare ad ogni persona il Vangelo della misericordia. Sono convinto che tutta la Chiesa, che ha tanto bisogno di ricevere misericordia perché siamo peccatori, potrà trovare in questo giubileo la gioia per riscoprire e rendere feconda la misericordia di Dio con la quale tutti siamo chiamati a dare consolazione ad ogni uomo e ad ogni donna del nostro tempo. Non dimentichiamo che Dio perdona tutto e Dio perdona sempre. Non ci stanchiamo di chiedere perdono. Affidiamo quest'anno, fin da allora, alla Madre della Misericordia, perché rivolga a noi il suo sguardo e vegli sul nostro cammino penitenziale, il nostro cammino col cuore aperto durante un anno a ricevere l'indulgenza di Dio, a ricevere la misericordia di Dio.